Pronti? 1, 2, 3. E subito Valentiniano velocissimo. Numero 5 Caiman de Greppi squalificato. Che si accoda in seconda posizione. Numero 3 Amarcord Matto squalificato. Per Amarcord Matto. Numero 14 Astecca Dimar squalificato. Mentre all'esterno vediamo Viking 3B che progredisce gradualmente all'esterno. Cavalli che sono al completamento dei primi 400 metri di gara. Al largo vediamo anche il numero 13. Ripetiamo, numero Bella 14 Stella. Astecca Dimar squalificato. Terza posizione lungo la corda invece Adelasia. Tanto i 600 metri iniziali vengono completati da Valentiniano in 47,9, molto tranquilli quindi con Stricker in seconda posizione, poi il treno esterno che è chiuso da Bumpit of West, che non ha colto gran partenza. Intanto gli 800 completati in 1, 3 e 1, non cambia nulla tatticamente, all'esterno è rimasto Viking 3B, Stricker invece lungo la corda segue direttamente le mosse di Valentiniano, Adelasia in terza posizione, poi dovrebbe essere Sheridan Treb e via tutti gli altri. Al largo c'è anche Victor Leo in terza pariglia che precede Zigzag OP. Un giro alla conclusione, Valentiniano in vantaggio, Viking 3B percorsi esterni, alla corda Stricker, poi Adelasia, si mantiene in vantaggio Valentiniano quando siamo a meno di 600 dalla conclusione e nessuno riesce a farsi luce. Intanto all'esterno è sempre Viking 3B in seconda pariglia e nessuno riesce a sopravanzarlo per il momento, mentre Valentiniano allunga, spara ora un parziale in 14,5 e tiene a distanza i rivali. E quindi soltanto il treno interno ora va con Valentiniano, Stricker e Adelasia nelle prime tre posizioni fin dal via. Valentiniano in vantaggio su Stricker, Adelasia è terza, l'errore di Viking 3B, finale con Valentiniano che vince bene nei confronti di Stricker, terzo posto per Adelasia, mentre la lotta per il quarto vede emergere Bella Stella. 1:16,2 con 29,2 per il penultimo quarto, 29,1 a chiudere. Valentiniano vince davvero molto bene con una bella chiusa in 58,2 e 3. Rivediamo le immagini. Era da un po' che non vinceva, l'allievo di Luca Lovera in training da Marino Lovera. Oggi corre al suo meglio, al suo top e in percorso di testa, non lascia scampo agli avversari. Successo quindi per Valentiniano, Luca Lovera, Marino Lovera, per conto della scuderia Overdrive. È tutto per questo convegno di corse dall'Arcoveggio di Bologna.